Anche QDP News qui a Leach Farm con il Click Day di Luca Zaia per l'apertura della campagna elettorale. Oggi abbiamo parlato di una regione Veneto con una sanità d'eccellenza, un'agricoltura d'eccellenza, ma abbiamo parlato anche di giovani, di gente comune, di famiglie e di scuole materne. Beh sì, abbiamo parlato di tutti i problemi che ci sono in Veneto, ma anche delle tante soluzioni. Vorrei ricordare che noi non siamo abituati a parlare di problemi, ma di soluzioni, perché chi parla di problemi già parte da negativo, da pessimista, e noi pessimisti che hanno fatto fortuna non abbiamo mai visti. Se poi qualcuno decide di investire la sua campagna per passare dei mesi a parlare male di me, ne prendo atto. Tutti contro Zaia, questo è lo slogan, no? Presidente, il disastro idrogeologico ha martoriato letteralmente il territorio dal 1° novembre del 2010 al famigerato, al tragico 2 agosto del 2014. Cosa è stato fatto e cosa si può ancora fare? Beh, noi abbiamo fatto tanto perché sono 925 i cantieri, 360 milioni di euro, 235 comuni, 1040 famiglie e imprese alluvionate. Penso che quella alluvione abbia dimostrato, quella del 2010, l'efficienza di questa amministrazione. Abbiamo preso in mano un Veneto nel quale da 80 anni non si facevano più opere pubbliche e idrauliche. Oggi noi dobbiamo però dire che ci servono ancora 2 miliardi di euro che il governo non ci dà. Fronte sicurezza, prima negli spot abbiamo visto un accenno ai 64 milioni di euro investiti dalla Regione in proposito. Lei nei giorni scorsi ha anche evocato l'esercito per far fronte al Far West che sta dilagando in Regione, nel territorio. Cosa può fare oltre questi 64 milioni di euro ancora la Regione? Intanto chiariamo che noi non siamo competenti per l'ordine pubblico e la sicurezza, quindi 64 milioni di euro sono serviti ai comuni per comprare telecamere, punto. E se i pistoleri girano in giro per il Veneto è perché il governo non fa il suo lavoro. E quando tu vedi dei cinesi in un bar come quello che è accaduto a Cadone che rincorrono i ladri con le sedie, si capisce che siamo arrivati al Far West. La verità è che noi dobbiamo portare l'esercito in strada, metterlo a disposizione delle forze di polizia e militarizzare il territorio, perché chi non ha nulla da temere e da nascondere non ha paura dell'esercito in strada. Se tu sei un ladro sei.